capire lo stesso. Leggere piano non insulta la vostra intelligenza, perché magari a qualcuno di voi sarà successo di leggere una pagina, arrivare in fondo alla pagina e dire che ho letto, o stare lì sulle 3 manette, a leggere, a rileggere. Ora con 400-600 parole al minuto, con la stessa comprensione addirittura superiore. E uno dice, ma com'è possibile leggere più velocemente e capire lo stesso? Leggere piano non insulta la vostra intelligenza, perché magari a qualcuno di voi sarà successo di leggere una pagina, arrivare in fondo alla pagina e dire che ho letto, o stare lì sulle 3 manette, a leggere, a rileggere, oppure leggo un testo e trovo la parola aggancio, vacanza, Barcellona, Madrid. Fa il cervello? A fine pagina il viaggio ve lo ricordate? Benissimo, però quello che dovete leggere no, cioè state dando la possibilità al vostro cervello di distrarvi. La lettura veloce è un po' come guidare una macchina. Ipotizzate che di scienza, di arte, di linguaggio. E per tutto il rispetto che ho per Daniela. Dov'è Daniela? Andate avanti. Facciamo il prossimo incoraggiamento. Ok, prego. Persona sicuramente intelligente. Però penso che non sia una tuttologa. Cosa ha fatto Daniela? Ha letto, capito, organizzato e memorizzato cosa? Le prime 30 pagine di Newton. Cosa significa che ha letto, capito, organizzato e memorizzato? Che non dovete fare domande del tipo senti Daniela, pagina 28, seconda colonna, quarta riga tra parentesi che c'è scritto, ok? Non è quello l'obiettivo. Quello che dovete fare è cercare di immedesimarvi. Potete chiedere un'immagine, una pubblicità, potete chiedere anche il numero minimo, l'informazione, il numero della pagina, ok? Purtroppo non abbiamo una rivista per tutti, passa dietro. Cosa importante chiedete anche l'informazione minima, il numero della pagina, ok? Da 1 a 30. Chiedete le pagine in alto, da 1 a 30. Una pagina a caso, Scegliete. Pagina 18. Pagina 18, ok? Allora, andate tutti a pagina 18. Fermo, ok? Ci siete? Aspetta, pagina 18, aspettate un attimo che arriva. Abbiamo preso tutti, pagina 18? Sì, certo, dovete seguire tutti. Siete pronti? Sì. No, certo! Ecco qua. Tieni in alto. Ok? Allora. Sì. Vai. Allora, pagina 18 c'è un articolo che parla della fusione fredda. Praticamente è un articolo scritto da Brian Naranjo, il quale pretende un esperto scienziato sulla fusione fredda dell'Università della California a Los Angeles, e praticamente commenta gli esperimenti fatti da Lucy Tyler Kahn, il quale praticamente ha la cattedra dell'Università di Purdue nell'Indiana, e ha portato questi esperimenti basandosi sul fatto di utilizzando delle onde sonore ad una determinata frequenza che colpendo una soluzione, che in questo caso era l'acetone, ha prodotto delle microbolle che che implodevano, e per pochissimi secondi ha praticamente raggiunto delle elevatissime temperature, e in questo modo è riuscito tramite l'utilizzo del deuterio, che è un atomo di idrogeno con Ok, qualcuno già fa basta? Allora, se vedete che la sa, bloccate, la programmata per uccidere. Soddisfatti? Sì. L'altra pagina, prego. Da 1 a 30. Potete chiedere anche le pubblicità se volete, Da 1 a 30, Pagina 20. Pagina 20, ok? Andate tutti a pagina 20. Subito dopo quella. pagina 20. Ok, aspetta che non ci sono punti. 19, 20. Ok. Ok? Pagina 20, ci sono due articoli, praticamente c'è un trafiletto a sinistra dove c'è l'articolo che parla dei maiali transgenici, giusto? Maiali transgenici, i quali praticamente sono stati, diciamo, prodotti con modificazioni genetiche, e si è visto che hanno una quantità di grassi di omega 3 che
maggiore rispetto a quelli normali, circa dell'8% rispetto al solito del 2%. I rossi che hanno la caratteristica di combattere il colesterolo, quindi hanno una caratteristica curativa. Dall'altra parte invece vi è un articolo redatto da Daniel Duff, un biologo dell'Università di Harvard, il quale praticamente fa un articolo sull'alimentazione e sul cibo e praticamente dice che qualcuno fa così. Fermatela, sì, però chi fa la domanda? L'avete fatta voi la domanda? No. Cioè se vedete che la sa, fermatela che poi dopo va avanti. All'infinito. Pagina 3. Pagina 3. 3. Ok, della Volvo. Sì. Da una parte c'è l'immagine della Volvo, grigia, con sulla stessa carreggiata per macchina, sempre grigia, sulla carreggiata accanto c'è una macchina blu, sullo sfondo ci sono... Giusto. Sì, però fatela spiegare un pochino. Fatela spiegare un pochino, un po' di dettagli almeno, dai. C'è una macchina, c'è una strada perpendicolare, dalle luci si possono dedurre 15 macchine. Dall'altra parte c'è l'immagine di un lupo, una parte del viso che ha un occhio verde, si può dedurre che è in montagna perché in montagna sono gli occhi di neve. Il modello della macchina è con 50. Ok, come sta andando? Bene? Se non meriterebbe un applauso, meriterebbe! Perché avete fatto altro che hai memorizzato anche i numeri di telefono, delle informazioni, nanometri e via dicendo. Quando sei pronta vai? Ok, allora, sommario praticamente c'è a pagina 48 il primo articolo parla dell'Italia che dice no alla mia, si indica l'Italia dice no alla mia centrale solare. Invece a pagina 56 l'articolo è a pagina 54 l'articolo è le ombre del solare sull'Italia, pagina invece 66 abbiamo praticamente i RIS, l'articolo si intitola RIS i medici del crimine, cioè la scienza del crimine, sì. A pagina invece 76 abbiamo praticamente il Mekong, un fiume praticamente che l'articolo è Mekong, il fiume che regna su 6 stati. Lo facciamo un applauso? Sì.